Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno anche ai nostri ospiti. Ringrazio il Comitato di Sant'Anna qui con Riccardo Bonomo e uno degli ideatori del progetto, il dottor Zennaro. Ringrazio i presenti, ringrazio Leo Ranieri, Elena Bosco-Lonatta, che rappresentano una parte importantissima delle categorie turistiche di Chioggia, appunto territorio coinvolto. Ringrazio la collega Erika Baldin, sempre attenta anche lei alle esigenze del nostro territorio. Tra un po' ci raggiungerà il collega Dolfin, credo anche il presidente dell'ente parco di Rosolina, che aveva annunciato che veniva, il dottor Massaro. Ringrazio tutti i partecipanti perché, guardate, oggi presentiamo un progetto di ciclabile che tiene insieme i territori di Rosolina, i territori di Chioggia e che ha, come vedremo dopo nella presentazione del progetto, una duplice valenza. È un percorso ciclabile che mette insieme la parte dell'Adige e la parte del Brenta, e pur essendo consci che il nostro territorio viene attraversato da un'altra importantissima ciclovia, la famosa Vento, è una ciclovia che passa estremamente fuori dai nostri territori, dai nostri centri abitati e dalla nostra offerta turistica. Risulta evidente che è una ciclovia importante, messa su una scala di Venezia-Torino, e quindi alcuni chilometri appunto di questa ciclovia che possono vederti in un percorso non prettamente urbano sono importanti su larga scala, ma noi oggi presentiamo un progetto di una ciclabile che è circa 10 chilometri. Vedrete dopo, non è un progetto campato in aria o uno spot politico ambizioso, perché è un progetto che non richiede spropri, è un progetto che in gran parte vede segmenti già realizzati, ed è un progetto che a conti fatti, come diranno i progettisti, con il preziario del Veneto e con altre strutture realizzate in modo recente, ha un valore di realizzazione inferiore ai 2 milioni di euro. Quindi capite bene, non ci sono espropri inferiori ai 2 milioni di euro, è un progetto che ha tutte le caratteristiche per poter essere considerato in quanto non faraonico, non cattedrale nel deserto. Guardate, abbiamo subito sposato con i colleghi l'idea di questo progetto perché ha tre funzioni, permettetemi di dire, che hanno una chiave turistica, sociale e territoriale di primo livello. La prima è che è una pista ciclabile che mette insieme le frazioni di Chioggia. E quindi chi oggi vive a Sant'Anna, che è una frazione che ha 4.000 abitanti, chi oggi vive a Cavanella, ricordiamo che Chioggia è una delle capitali italiane del due ruote, e chi oggi si deve muovere sempre di più perché con un trasporto pubblico che arretra risulta evidente che il mezzo proprio fa da padrona, e quindi capite bene che in un percorso di 4-5 km ci si muove in bici elettrica. Queste bici elettriche però oggi fanno la strada statale Romea, che è una delle strade più pericolose addirittura non d'Italia ma d'Europa. E quindi capite bene che garantire ai cittadini di un territorio un percorso che li mette in sicurezza, anche con i nostri ragazzini, che giusto o sbagliato vedremo delle fotografie che attraversano la Romea con le loro biciclette, vuol dire mettere in rete i nostri territori, e vuol dire che far sì che chi vive a 5 km dal centro, non a 50, possa giungere a Chioggia senza dover fare la Romea. Il secondo passaggio che noi consideriamo importante è sotto l'aspetto turistico. Guardate, quello è un tratto già considerato appetibile, infatti se voi vedrete le foto, Veneto Strade realizza tanto nella stazione di Chioggia, parte coinvolta da questo progetto, tanto a Sant'Anna, due punti di pit stop, se vogliamo chiamarli così, delle biciclette, dove ci sono le tettoie, dove ci sono le attrezzature, dove c'è il cacciavite, dove c'è tutto ciò che serve in caso che un ciclista abbia bisogno di assistenza. Questi due punti realizzati da Veneto Strade, che vengono considerati nel progetto, sono completamente distanti a chilometri dall'Avento. Io adesso vedo qui le categorie turistiche. Risulta evidente che quando un cittadino approda tanto nella nostra città quanto a Rosolina, che ha un'altra importante offerta turistica, decide di fare qualche chilometro su due ruote, se lo fa su un percorso dove trova il bar aperto, dove trova l'assistenza se ha un problema per la bicicletta, dove trova i servizi al cittadino, dove trova sicurezza, dove ci sono delle bellezze naturalistiche e architettoniche da poter vedere. Vedremo dopo che passiamo in mezzo a bellezze naturalistiche dell'Adige, del Brenta, a ponti storici,
a gallerie di treno che hanno segnato la storia perché prevedevano i treni al mercato ortofrutticolo ancora quando c'è stata la storia importante che ha reso grande la nostra città. Allora capite bene che proporre turisticamente un percorso urbano comodo, raggiungibile, dove qualcuno ha qualcosa da vedere, per chi soggiorna nelle nostre strutture turistiche è molto più facile muoversi. Il vento è importantissimo per chi fa un'offerta turistica di decine di chilometri, ma io faccio fatica a pensare che un turista si muovi dai nostri campeggi per prendere un'infrastruttura che lo porta fuori dai territori e lo porta in piena campagna a decine di chilometri di distanza dal centro abitato. Va bene se è un segmento da percorrere dal punto A al punto B a larga distanza, ma se gli ospiti delle strutture ricettive dicono andiamo in bicicletta a Rosolina, andiamo a vedere l'Adige, andiamo a vedere il Bosco Nordio, fanno un percorso che ovviamente gli dà delle bellezze da visitare e evitiamo anche che la nostra offerta turistica si allontani troppo dal nostro territorio. Quindi ecco, io ho finito e credo che i tre aspetti che questo progetto rappresenta, quindi utilità sociale, utilità sotto l'aspetto turistico e ovvero mettere in sicurezza una parte importante del territorio, siano quello che dovrebbero spingerci tutti quanti con l'impegno che ci prendiamo insieme ai colleghi a far sì che questo progetto nelle sedi opportune sia considerato come un progetto fattibile, non come una delle tante cattedrali nel deserto che vivono di uno spot che dopo non trova mai gambe. Chioggia è una grande realtà a vocazione ciclistica, abbiamo decine di associazioni anche che fanno in modo agonistico sport su due ruote e guardate, tutti noi siamo abituati a vederli molto spesso che attraversano la Romea. Quindi capite bene che qui c'è anche una questione di civiltà che grazie a questo progetto, e ringrazio Davide e ringrazio Riccardo, si può tentare di dare una risposta più ad ampio respiro. Io mi taccio, do la parola a chi illustrerà il progetto. Prego. Buongiorno a tutti, un ringraziamento a tutti i partecipanti, a chi ci segue online e anche e soprattutto al consigliere Montanariello che ci ha dato la possibilità di presentare il progetto in questa prestigiosa sede. Allora, vediamo in questa prima slide diciamo una cartografia a sinistra dove vediamo due tracciati, uno rosso sulla destra e uno blu sulla sinistra. Quello rosso è quello di cui ha appena parlato il consigliere, è la ormai diciamo famosa ciclovia Vento, ciclovia che interessa il nostro territorio in una fascia compresa tra il fiume Adige e il fiume Brenta, ha una vocazione diciamo di cicloturismo lento e quindi volontariamente è stata progettata diciamo è stata progettata su un tracciato lontano dai centri abitati. La ciclabile invece che viene presentata oggi è una ciclabile che vuole integrare e completare la ciclovia Vento, non vuole sostituirsi ad essa in alcun motivo. E diciamo riguarda appunto un territorio compreso tra i due fiumi e partendo da sud verso nord, inizia a Cavanella. Cavanella d'Adige, il primo limite da superare è il fiume Adige. Il fiume Adige è stato previsto di utilizzare il ponte sulla strada statale Romea, che utilizzare questo qui applicando sul lato ovest di questo una struttura diciamo metallica a sbalzo che ha una larghezza di 1,50 m e una lunghezza per tutto il ponte di 136 metri e questa dà la possibilità quindi ai ciclisti di in tutta sicurezza di oltrepassare il fiume Adige, giungendo in questo modo sull'argine sinistro del fiume Adige e da qui percorrendo un breve tratto di 500 metri poco più verso ovest si giunge alla frazione di Cavanella d'Adige, frazione che permette diciamo di godere delle particolarità storiche quale la Corte Salasco e anche la piazza della Cavanella, la piazza diciamo del paese, nonché di usufruire dei punti di ristoro, bar, negozi di alimentari, eccetera. Da questo punto il tracciato prevede di proseguire verso nord attraverso la via Canal di Valle, mediante quindi un tracciato
a bassa percorrenza di traffico, che ha una lunghezza di quasi 5 km e risulta essere già diciamo, caratterizzato da servizi quali l'illuminazione pubblica, e per cui le opere da fare sono molto modeste. Praticamente si tratta di collocare un'adeguata segnaletica verticale. Percorrendo quindi questo tratto, via Canal di Valle prima e via Bruno Maderna poi, si arriva al centro della frazione di Sant'Anna, frazione che è la più importante per numero di abitanti del comune. Si giunge quindi nel centro del paese di Sant'Anna, zona che è servita oltre che dal bike point di cui si accennava prima, è servita anche da una stazione ferroviaria e anche da numerosi punti di ristoro, bar, ristoranti, negozi di alimentari, panificio, eccetera. Da qui si prosegue verso nord, lungo sempre un tratto di strada comunale esistente, a bassa percorrenza di traffico anche questa, tant'è che viene usata quasi esclusivamente dai frontisti, strada già esistente, che anche questa quindi dotata di servizi di illuminazione, e anche per questo tratto, che è lungo 1 chilometro, quasi 1 chilometro, è necessario solamente la realizzazione della segnaletica verticale. Allora, giunti al termine del chilometro si arriva a un punto nel quale è obbligatorio l'inserimento in Romea. È obbligatorio l'inserimento in Romea, cosa che invece il progetto tenta di evitare in tutti i modi. Come? Ecco, questa qui è la particolarità, sono dei punti diciamo, di interesse della ciclabile nella piazza. Andando avanti, arriviamo, e lo si vede evidenziato con il pallino verde, arriviamo all'altezza del casello numero 49, dove è obbligatoria l'immissione nella pericolosissima Romea. Si tenta di evitare ciò con il progetto come? Passando al fianco ovest del casello e percorrendo, realizzando un tratto ex novo di ciclabile, con una lunghezza che ha una lunghezza di 250 metri e una larghezza di 2,50 m, raggiungendo via Vicolo dei Fiori. Tratto questo da realizzare su area demaniale, da realizzare tra la ferrovia e il canale consorziale Fosson, che permette quindi di evitare le emissioni in Romea. Si giunge da qui quindi nel Vicolo dei Fiori, da dove, punto nevralgico, si può andare in tutte le direzioni, ossia girando a sinistra si può andare ritornare su via Canal di Valle, girando a destra invece si può oltrepassare la strada statale Romea, però in completa sicurezza in questo punto, perché qualche anno fa è stato realizzato l'attraversamento a raso dotato di impianto semaforico a chiamata, e da qui si può diciamo, andare, cioè intercettare i ciclisti che arrivano. Eccolo qui, questa è proprio l'immagine dell'attraversamento a raso dotato di impianto semaforico a chiamata. Da questo punto si può andare, cioè si può intercettare, si possono intercettare i ciclisti che arrivano dalla frazione di Calino, dalla località balneare Isola Verde, e anche dai ciclisti che passano sulla Vento, che è posizionata tra questo punto e Calino, sostanzialmente a metà strada circa. Da questo punto è anche un nodo nevralgico che può intercettare, realizzando il completamento dell'attuale pista ciclabile che si trova a est della Romea, realizzando quindi un tratto ex novo di ciclabile su area demaniale ANAS, e si possono intercettare i ciclisti che arrivano dal lato est della Romea, e quindi diciamo un punto molto, molto importante e molto richiesto dalla cittadinanza. Da Vicolo dei Fiori, torniamo, aspettate, accidenti. Scusate, ho fatto un po' di confusione con le slide. Ecco, da questo punto, da Vicolo dei Fiori, il progetto prevede di proseguire verso nord, sempre a fianco della ferrovia, tra la ferrovia e il canale consorziale Fosson, e proseguire realizzando un tratto di strada di ciclabile nuova, con una larghezza di 2,50 m e una lunghezza di 2,3 km, da qui su un tragitto che risulta essere quasi perfettamente rettilineo, e percorrere tranquillamente la ciclabile, diciamo, in totale sicurezza, essendo che il tratto è praticamente inaccessibile alle autovetture.
Da qui si arriva sull'argine destro del fiume Brenta. Si percorre un breve tratto verso ovest fino a giungere al ponte vecchio della ferrovia che però ha delle caratteristiche che sono queste, ossia la parte sud risulta priva delle campate, presenta però i piloni fortunatamente, e questi possono essere utilizzati per collocarci sopra una struttura, cioè diciamo un impalcato realizzato in struttura metallica di tipo leggero e posizionato sopra gli attuali piloni, diciamo, realizzando quindi una ciclabile sempre con larghezza di 2,50 m e una lunghezza di 117,5 metri, che vediamo in questo prospetto pianta e rendering, quindi una struttura che ha un aspetto architettonico gradevole e che andrebbe anche a riqualificare la zona che da moltissimi anni risulta essere, diciamo, avere un aspetto di degrado. La struttura sulla quale abbiamo preso, come dire, spunto per questo progetto è stata realizzata, eccola qui, nel comune di Campolongo Maggiore, nella frazione di Lova, e questa vediamo che si inserisce perfettamente nell'ambiente paesaggistico rurale molto simile della nostra zona. Allora, diciamo che poi parliamo un attimo dei costi, però ecco, per il discorso dei costi vediamo è stato preso contatto con la ditta che ha fatto proprio questo ponte, quindi con la ditta di ingegneria che all'epoca, pochi anni fa, non molti anni fa, diciamo, ha progettato e installato questa struttura qua, ma dopo vediamo tutto il discorso costi. Allora, superato, quindi attraversato il fiume Brenta, si giunge sulla sponda sinistra del fiume Brenta stesso. Si percorre un breve tratto sull'argine verso est e da qui si percorre prima su un'area di pertinenza del mercato ortofrutticolo già asfaltata, per giungere poi, in corrispondenza del pallino giallo, arancione, giungere dove? Sul sottopasso ferroviario. Sottopasso ferroviario è un sottopasso che permette alla ferrovia, diciamo, di bypassare la Romea. Sottopasso ferroviario che è stato, cioè galleria, diciamo, che è stata costruita con due corsie, con due rotaie all'epoca, e praticamente quella ad ovest era al servizio del mercato ortofrutticolo, mentre quella ad est è tuttora utilizzata dai convogli ferroviari per della linea Chioggia-Rovigo. Questo sottopasso ha una larghezza di 9,60 metri, che permette quindi la realizzazione della pista ciclabile in luogo del binario, diciamo, non utilizzato, quello a ovest, certo con degli accorgimenti che sono la separazione fisica tra le due cose, con la costruzione di una recinzione con altezza di 2 metri e oltre a questo anche con della segnaletica verticale e anche di un impianto di videosorveglianza. Da qui si può quindi proseguire per un ulteriore breve tratto di 100 metri e per arrivare sempre a fianco della ferrovia e arrivare a collegarsi al sottopasso attuale di Brondolo e alla ciclabile di Brondolo, diciamo, e da qui proseguire su tutta la rete ciclabile di Sottomarina. Ecco, questo quindi è il tragitto della ciclabile. Sulle slide che seguono sono state preparate delle immagini che permettono, allora intanto a sinistra c'è la cartografia che localizza la posizione delle immagini, delle foto scattate e del render successivo di come verrebbe, diciamo, realizzata la ciclabile. Vediamo nella foto in alto, a destra in alto, il lato ovest del ponte di Cavanella. Vediamo nella foto sotto un render di come in azzurrino e in rosso si vede la mensola, la struttura a mensola che verrebbe, diciamo, realizzata appunto sul lato ovest del ponte stesso. Volutamente si vede poco per non avere un impatto paesaggistico importante.
Vediamo qui degli altri scorci, foto quindi del tratto tra Cavanella e Sant'Anna, e vediamo su tutte le foto di sinistra lo stato dei luoghi, com'è adesso la realtà, e nelle foto di destra i render di come sarà, diciamo, la ciclabile stessa. Qui siamo quasi a Vicolo dei Fiori, sulle due foto in alto. Vediamo sulla destra come la realizzazione della ciclabile, come anche le 4 sotto riguardano il tratto tra Sant'Anna e il casello numero 49, foto di sinistra com'è attualmente, specialmente per quanto riguarda il casello numero 49, cioè le due foto centrali in altezza. Su quella di destra si vede appunto che la ciclabile passerebbe a fianco ovest del casello per poi proseguire sul tratto che vediamo sopra, di fatto, sulle due foto sopra, sulla foto sopra a destra. Analogamente le due foto sotto riguardano il tratto tra Sant'Anna e il casello, un po' prima, un po' più a sud. Vediamo che la strada comunale è già esistente, strada con bassissima percorrenza, usata dagli abitanti delle case lì attorno, e sulla foto di destra la realizzazione della ciclabile. Qui vediamo quella in alto l'arrivo proprio, sulle due foto in alto, l'arrivo della ciclabile su Vicolo dei Fiori. Vediamo che è un terreno quindi praticamente libero, che dà la possibilità di costruire questa cosa. Nelle due foto sotto, a sinistra, riguardano invece il tratto della ciclabile, del completamento della ciclabile ad est della Romea, quindi realizzazione che comporterebbe il completamento della ciclabile a destra per chi è della zona da via Fisola fino a via Strada Margherita. Queste rappresentano l'ultimo tratto prima di arrivare al fiume Brenta, e quindi a ovest della ferrovia si vede come potrebbe essere la proposta di ciclabile. Ecco, ho terminato la spiegazione e diciamo che volevo fare un inciso per ciò che riguarda i costi. Allora, la ciclabile, anzi, prima dei costi do un'altra spiegazione. La ciclabile ha una lunghezza di quasi 10 km. Importante dire che 6 km e 6 ricadono su strada già realizzata, mentre i rimanenti 3 km e 3 sono da realizzare ex novo. Per quanto riguarda i costi, è stato fatto un'analisi del costo dell'opera preso da un preziario pubblico regionale, preziario Regione Veneto 2023, e quindi parliamo di costi, diciamo, reali, non cifre così, ad eccezione, come ho già ribadito prima, dell'adattamento, del completamento del ponte sul fiume Brenta, per il quale si sono presi contatti direttamente con la società di ingegneria che ha progettato e realizzato il ponte a Campagna a Lova, quello di prima. Opera che può essere, a proprio parere, realizzata per step. Sono stati identificati 5 step a seconda quindi delle esigenze, delle disponibilità e della volontà di quando si andrà a iniziare. Bene, ho finito, vi ringrazio dell'attenzione. Do la parola. Certo. Buongiorno a tutti, sono il dottor Riccardo Bonomo, presidente del Comitato Cittadino di Sant'Anna. Ringrazio il consigliere regionale Jonathan Montanariello per aver creduto nel progetto presentato oggi e a tutti gli ospiti qui presenti. Il Comitato è da anni impegnato a segnalare le criticità cittadine e a proporre soluzioni di intervento concrete. Quest'oggi si presenta un'iniziativa che riteniamo importante, utile, valida e di benevolo impatto, non solo per la città di Sant'Anna, ma anche per l'intero territorio di Chioggia,
posto a sud del fiume Brenta e le frazioni ivi presenti, quali Cavanella e Calino. Da novembre dello scorso anno il Comitato ha iniziato un'opera di sensibilizzazione sulla questione ciclabile, sostenendolo anche con una raccolta firme locale, in totale 575, in sinergia con il Comitato di frazione di Cavanella d'Adige, qui presente fra il pubblico. Dalle risultanze della nostra attività è emerso in modo inequivocabile l'esigenza dell'opera. Dopo aver appreso dal progettista Zennaro l'articolazione e la struttura della ciclabile dal fiume Brenta all'Adige, vorrei focalizzare l'attenzione sulle motivazioni che ci hanno indotto a proporre e supportare questa progettualità. Ci sono ragioni molto serie che riguardano la viabilità. Per farvi capire meglio scorreranno delle immagini esplicative sullo schermo. Vorrei focalizzare l'attenzione sulla frazione di Sant'Anna. Da anni segnaliamo alle varie amministrazioni succedutesi le situazioni di criticità, di pericolosità e disagio che quotidianamente vivono i nostri residenti. Il problema maggiore è costituito dalla strada statale Romea, e qui nelle foto vediamo parte di essa. Questo è proprio l'attraversamento del centro cittadino di Sant'Anna. Di fatto la strada statale Romea divide la frazione in due. Con questa infrastruttura oramai dobbiamo conviverci, tuttavia è necessario porre nel territorio quei correttivi atti a mitigare il disagio arrecato. Negli ultimi decenni si è intensificato soprattutto il traffico pesante su strada, senza che si facesse un'adeguata messa in sicurezza del tratto che riguarda il nostro territorio. A causa di ciò molti pedoni e ciclisti si trovano in difficoltà nel doversi muovere con mezzi propri. Parliamo soprattutto di ragazzi e anziani, spesso inesperti, che non conoscono il codice della strada e che si trovano costretti a percorrere strade da tutti riconosciute come particolarmente pericolose. Non si è mai pensato di valorizzare e tutelare al meglio questo tipo di percorsi, non solo per il turismo lento, ma anche per i residenti che vorrebbero poter usufruire di ciclabili protette e poter attraversare la statale in sicurezza. Attualmente i ciclisti si vedono costretti a percorrere la strada statale Romea a loro rischio e pericolo. Lungo la Romea non esiste un attraversamento sicuro, fatta eccezione per quello di recente costruzione ubicato in corrispondenza tra Vicolo dei Fiori e strada Margherita, dotato di impianto semaforico. Motivo per cui risulta fondamentale collegare le piste ciclabili esistenti e quelle in previsione a quell'incrocio. Un altro punto particolarmente critico si trova sul fiume Brenta. L'attuale ponte sul fiume non garantisce il transito in sicurezza dei ciclisti e questa tipologia d'utenza stradale spesso si trova ad affrontare situazioni di particolare rischio. Non a caso la strada statale Romea è riconosciuta come strada con indice di alta mortalità. Le frazioni a sud di Chioggia sono abitate da circa 8.000 residenti che quotidianamente si vedono costretti a immettersi in Romea per raggiungere il posto di lavoro, le sedi scolastiche o i servizi fondamentali. Sicuramente parliamo di un territorio meno densamente popolato e cementificato rispetto alla vicina località di Sottomarina. Tuttavia è necessario riflettere e tener conto che nelle altre realtà locali venete, in cui si contano un numero di abitanti nettamente inferiore, godono già da tempo di infrastrutture e viabilità simili. Una tale infrastruttura sicuramente porterebbe un gran beneficio alle migliaia di turisti stranieri, alloggiati durante il periodo estivo e di ferie in strutture ricettive, quali alberghi e campeggi, che in alternativa alla ciclabile Vento potrebbero percorrere il territorio clodiense, potendo contare di numerosi punti di ristoro presenti lungo il tracciato proposto e godere delle bellezze ambientali e del patrimonio storico presente nelle frazioni. Un tracciato che connette Sottomarina al Parco del Delta del Po, quest'ultimo riconosciuto patrimonio dell'UNESCO. Ci auguriamo che da questo punto in poi si prenda davvero in considerazione questa nostra proposta e che si possa sviluppare nei tempi e modi più opportuni. Grazie dell'attenzione, siamo pronti anche domani a donare il progetto alla Regione a riprova della necessità dell'opera nel nostro territorio. Grazie. Grazie. Prima di aprire il dibattito vorrei ringraziare ancora una volta, avete visto, è un progetto che vede anche una trasversalità politica, l'idea di valorizzare
questo pezzo di territorio, la testimonianza insomma dell'attenzione che in Regione tentiamo di avere su quel territorio. Sono qui oggi la presenza dei 3 consiglieri regionali, il collega Dolfin e la collega Baldin, ecco, con la quale molto spesso condividiamo battaglie territoriali nell'interesse cittadino prima ancora di quello delle appartenenze politiche. Quindi un ringraziamento, lo ribadisco, alla loro presenza, così come alle categorie, gli Oranieri, Boscolo e Lanata, quelli che ci sono, quelli che non sono potuti venire perché sono in piena stagione, all'amministrazione di Rosolina, che nella figura del vice sindaco ha con entusiasmo accolto l'invito di oggi. Come vedete c'erano delle parti delle foto che facevano vedere da prima e dopo come anche hai un ruolo di riqualifica di alcune zone, vedevate, no? Come alcune zone abbandonate con un piccolo intervento vengono riqualificate, così come sui piloni del Brenta attualmente fermi lì, anche non bellissimi da vedere quando uno passa, si riesce a dare un ruolo di riqualifica e anche di bellezza dell'ambiente circostante. Siamo consci, io e i miei colleghi, le categorie, chi presenta il progetto, che non ci sono bacchette magiche, non si riescono a fare le cose in modo facile, però quando le cose sono concrete, hanno dei costi moderati, hanno un progetto davvero fattibile, crediamo che in un momento storicamente importante come questo, dove l'idea della ciclabilità, delle 2 ruote, del turismo lento sta trovando terreno fertile anche nella popolazione che quotidianamente non era abituata a questo tipo di cultura, noi crediamo che forse questo è il momento più propizio per metterci tutti insieme e spingere per quest'opera. Per metterci tutti insieme, pensare che 1,8 milioni sono tanti ma non sono tantissimi quando si ragiona di opere pubbliche, con le difficoltà che ci sono nei bilanci degli enti locali, degli enti regionali, però non parliamo di opere faraoniche. Quindi io credo che storicamente questo sia forse uno dei momenti più propizi per la nostra città sotto l'aspetto turistico, che sta vivendo un momento molto positivo, per quello che si può rappresentare sotto l'aspetto amministrativo, di provare a fare questa battaglia tutti insieme, che come vediamo oggi non ha nessuno che se l'ha in testa se non un modello migliore di poter concepire la vita all'interno delle nostre comunità. Io chiudo, do la parola ai miei colleghi, alle categorie, se c'è il microfono lì, chi lo porta per... Chi vuole intervenire? Prego. No, vengono loro, sta lì. Presentati così rimane per il comunicato stampa. Grazie a tutti, mi chiamo Leonardo Ranieri, sono il rappresentante dell'associazione di campeggi Faita Nord-Est Chioggia Cisa Camping, e ringrazio in primis Jonathan che mi ha invitato oggi, e ringrazio i progettisti e il comitato di Sant'Anna che da quello che ho capito ha ideato un po' e che fa da motore a questa iniziativa. Mi fa piacere esserci perché da quel che ho capito è una duplice esigenza quella che ha spinto voi a presentare questa opera. L'esigenza di mettere in sicurezza la città, perché Sant'Anna, Cavanella fanno parte della città, e l'esigenza che da parte delle categorie turistiche e per la mia che ha una notevole sensibilità per il vivere all'aria aperta e per avere turisti che tutti i giorni vorrebbero frequentare quelle strade, quelle realtà, sono effettivamente in difficoltà per poter accedere a quei territori, perché come l'avete detto voi, non lo ripeto, le difficoltà dell'attraversamento e del passaggio all'interno della Romea sono notevoli. Quindi vi ringrazio doppiamente per aver pensato a un'operazione di questo tipo. È chiaro che, come si diceva prima, e magari pongo una domanda proprio per cercare di porre un contributo alla discussione che magari potrà essere anche più approfondita in futuro, spero, che è quella appunto del costo. E le opere, diciamo, senza
senza gambe non vanno avanti, e in questo caso le gambe sono le economie. Allora, penso, spero che comunque avendo pensato a questo progetto si sia pensato anche un po' a come procedere dal punto di vista dei finanziamenti e delle opere, per non far sì che diventino, come diceva Jonathan nel primo intervento, cattedrali nel deserto o bellissime idee che poi restano stampate su delle slide. Se e lo dico qua, serve anche il contributo delle nostre categorie per poter spingere questa operazione e per poter capire come diciamo, contribuire dal punto di vista generale all'avanzamento del progetto, noi siamo disponibili, perché come ho detto prima, insomma, per noi sarebbe un'opera molto molto importante, al di là che, come si diceva, c'è l'Avento che oggi è progettata per questo turismo lento che dovrebbe portare, ma è chiaro che, e lo porto come esperienza personale, siccome insomma un po' anziano sono anch'io, e di questi temi ne ho parlato molti anni fa, perché per la ciclabilità noi abbiamo cercato di spingere in tante maniere, perché sia la città che soprattutto i collegamenti con il delta del Po fossero più strutturati. Se il turista non organizzato, quello che comunque frequenta e che sta diventando un turismo, ve lo posso testimoniare, importantissimo e numerosissimo, se non ha punti di approdo, punti di appoggio, possibilità di riparare la bicicletta, di comprarsi un panino, di fare queste cose, difficilmente si avventura nella campagna, se non i più esperti, i più avveduti, quelli più organizzati che hanno, ma per far transitare, diciamo, la popolazione intesa come la massa delle persone che vogliono comunque muoversi in bicicletta, e sono moltissime, e anche italiane, oggi come oggi, non solo più straniere, bisogna pensare a opere che abbiano punti di sosta e di connessione all'interno dei centri abitati. Ecco, quindi vi ringrazio doppiamente, vi ringrazio ancora e sono a disposizione per dare una mano se serve. Grazie. Grazie Leo. Prego Elena, presentati per il comunicato poi. Sì. Buongiorno a tutti, io mi presento, sono Elena Boscolonata e rappresento il Consorzio di Promozione Turistica Lidi di Chioggia. Grazie per essere stata invitata qua dal consigliere regionale Jonathan Montariello. Ho ascoltato tutto, anche quello che ha proposto il geometra Zennaro e il comitato di Sant'Anna. Allora, io ho in mente Chioggia, prego. E si dice che Chioggia ha tutto, non ha tutto, e oggi vedere questa cosa qua, questa ciclabile che possa collegare il nostro territorio con le frazioni è una cosa molto molto importante, perché io poi da ciclista spesso percorro queste strade e vedo la difficoltà di percorrerle io. E allora io mi metto anche dalle parti di chi ha qualche problema motorio, chi usa le handbike che sono basse e quindi ha un'esigenza in più per avere una strada sicura. E questa potrebbe essere una soluzione non indifferente, perché mettere in sicurezza sia il cittadino che il turista che viene nelle nostre località e andare a scoprire quei territori che sono meravigliosi, ma per motivi di Romea non si può fare, questo è tanto, questo vale veramente tanto. E quindi noi come consorzio appoggiamo quello che riusciamo a fare e ci crediamo anche in questo progetto, indipendentemente che ci sia anche un'altra via, la via del vento, non ha importanza, perché comunque più vie meglio, cioè proponiamo di più, abbiamo Cavallino ha tutte le loro strade, noi in questo caso avremo 2 ciclabili, che non è cosa da poco, quindi che ben venga. Io ringrazio voi che avete presentato questo progetto, spero che vada veramente in porto, perché è quello che manca nella nostra località, quindi grazie. Erika, Marco, vai Erika. Grazie per essere qui, grazie Jonathan dell'invito. Sento parte in causa essendo abitante a Sant'Anna insieme a Riccardo e avendo passato la vita sull'asta della Romea.
Ho visto di tutto e di più incidenti che hanno coinvolto persone che hanno perso la vita e devo dire che si parla di una soluzione anche a quello che ho visto, insomma, dalle slide, all'attraversamento della Romea e parlando da cittadina che è anche figlia di portatore d'handicap che attraversa quella maledetta strada per forza di cose, io penso di poter dire, insomma, che sarebbe veramente un sogno poter far circolare le persone senza ansia, senza paura e parlando anche da cittadina che anch'io ogni tanto pratico, insomma, vado in bicicletta e mi capita spesso di trovare turisti, anche stranieri, che mi chiedono dove posso andare per di qua, c'è una strada sicura, una ciclabile sicura che mi può portare a Venezia, ad esempio, o sul Delta del Po, e purtroppo mi trovo spesso a dire in realtà guarda, l'unica strada possibile è attraversare la Romea, andare di là, insomma. Quindi è chiaro che il nostro territorio purtroppo ha un ritardo infrastrutturale di decenni, non colmabile subito nell'immediato chiaramente, però la direzione che si deve intraprendere se non si vuole vedere morire ancora le persone e morire anche un paese intero, frazioni intere, è proprio quella di puntare sui collegamenti e sulle infrastrutture che sono vitali appunto per la popolazione, per recarsi al lavoro o semplicemente per spostarsi da un lato all'altro del paese tagliato in due dalla Romea come Sant'Anna. E aggiungo un altro tassello proprio per rendere questo progetto ancora più ambizioso e completo, ovvero ormai tantissimi si muovono in bici proprio come mezzo alternativo all'auto e lo si fa anche utilizzando il treno, quindi si parte con il treno, con la propria bici e si raggiungono altre città, altre località, anche a bordo del treno con la propria bici. E in questo caso è bene ribadire che a Sant'Anna, a Chioggia, in realtà la ferrovia ha un unico senso, che è Chioggia-Rovigo, quindi capite bene che insomma a livello di infrastruttura e a livello turistico bisognerebbe quantomeno insomma pensare, ed era già una cosa in programma svariati anni fa, poi non è stata purtroppo realizzata, a quel collegamento ferroviario che collega la settima città del Veneto, Chioggia, con Padova e Venezia. In realtà basterebbero pochi chilometri per raggiungere quantomeno Piove di Sacco e da lì poi arrivare alle due località che dicevo. Quindi puntare su questo è assolutamente un imperativo che deve essere per la Regione, quindi sperando faccia la propria parte, e per il Comune di Chioggia, perché si tratta appunto di risorse che a mio modo di vedere potranno derivare da entrambe le parti, quindi sia il Comune che la Regione dovrebbero fare la loro parte. Ecco. Questo se vogliamo chiaramente avere un miglioramento complessivo della situazione non solo viabilistica e di sicurezza delle persone, ma anche in termini di offerta culturale e turistica, perché come è stato detto e avete visto, si tratta di paesaggi unici, il fiume, la campagna, insomma tutto quello che sta lì intorno che merita di essere visto. Grazie. Grazie Elena. Collega Marco Dolfin. Scusate. Buongiorno a tutti e ovviamente grazie al collega Montanariello e a tutti i convenuti. Scusatemi il ritardo, ma ero su un'altra commissione e non sono riuscito ad arrivare giusto in tempo. Però mi permetteva appunto essere presente perché credo che l'argomento sia importante e sia giusto affrontarlo con la giusta decisione e la giusta trasversalità. Infatti non ci sono bandiere, non ci sono colori politici che ci possano dividere su questo tema perché ci riguarda da vicino, ci riguarda il nostro territorio, dunque a maggior ragione tutto quello che può servire, che parte proprio dal basso, a maggior ragione può essere utile e funzionale per essere poi proposto agli enti amministrativi e quant'altro.
fin da subito mi metterò a disposizione ovviamente per portare avanti questo progetto che, come è stato detto, non è un'alternativa alla ciclovia Vento, perché sappiamo bene che avremo ben 5 ciclovie a livello nazionale, internazionale, che passeranno sul nostro Veneto, la Vento, l'Adriatica e chi ne ha più ne metta, ma giocoforza dobbiamo essere pronti per captarle, cioè essere funzionali, perché la ciclovia può passare a 10 km o anche a 5 km, ma noi dobbiamo essere pronti appunto con varie intensificazioni appunto a entrare nei circuiti che ci sono. E ovviamente ci sarà il giocoforza da parte delle amministrazioni a essere appunto pronti per gestire il tutto, perché dopo si rischia di avere delle piste ciclabili di percorsi abbandonati a se stessi e questo non è ammissibile, perché poi dopo diventerà a tutti gli effetti una cartina geografica ciclabile che un turista che partirà magari dal nord Europa dovrà trovarsi un percorso funzionale adatto appunto a quello che veramente dovrebbe essere una pista ciclabile, come spesso magari tanti di noi hanno fatto in giro per l'Italia o in giro anche per l'Europa, si sono resi conto che veramente noi siamo molto indietro. E qui non me ne voglia nessuno, ma forse la politica, ahimè, ha toppato negli anni, quegli anni, Erika, permettimi, di mancanza di attenzione sulle infrastrutture che oggigiorno vediamo, dalla Romea alla ferrovia. Però voglio essere un po' positivo, no? Nel senso che abbiamo visto che ci sono comunque attenzioni adesso sul tema della statale Romea, sulla variante, e dunque la possibilità perlomeno di cominciare a fare dei ragionamenti più approfonditi, come quello sulla ferrovia, che ci ha visto comunque impegnati tutti quanti insieme nell'ultimo bilancio, che abbiamo presentato degli emendamenti affinché appunto il tema della ferrovia possa trovare funzionalità in direzione nord, cioè verso Pieve di Sacco, Padova, e dunque dare uno sfogo, quello che più anche a noi ci serve appunto nelle varie direzioni, dunque essere funzionale e utile anche nel mondo del turismo. Peccato che ci sono stati dei contenziosi anche sulla rete ferroviaria, quella che conosciamo noi, la nostra tra Chioggia e Adria, che passa ovviamente per Sant'Anna, Cavanella e tutto il resto, e quei contenziosi hanno fatto ritardare l'inizio del servizio da parte di Trenitalia, che si è aggiudicato il servizio stesso, che poi metterà a disposizione, e ci auguriamo quanto prima, anche di convogli che possono essere utili e funzionali per il trasporto delle biciclette. Dunque questo sarà un'aggiunta di un servizio sicuramente più innovativo, più funzionale e più adatto ai tempi, perché ripeto, noi siamo molto indietro e questo, ahimè, qualche colpa la politica su questo ce l'ha. Detto questo, non voglio dilungarmi, io ringrazio di nuovo su questa conferenza stampa di averci coinvolti, ma soprattutto un progetto che credo che sia doveroso portare avanti nelle sedi dovute, e dunque a maggior ragione ce ne va della sicurezza in primis, ma soprattutto di quello che potrà svilupparsi ovviamente nell'ambito turistico, nell'ambito del quotidiano vivere, della mobilità lenta, ma non solo, perché può essere la bicicletta, ciclovie sono veramente delle strade alternative al quotidiano vivere che vediamo quotidianamente, il caos sulle nostre strade. Grazie ancora. Ma, sul tema dei costi, per quanto riguarda Leo la parte dei costi, dopo ti risponde Davide, insomma, stimato sul 1,7 milioni, preziario regionale, ditta del ponte, non arrivi a 2 milioni. Però guardate, io penso che la solidità di questo progetto è quello che può essere realizzato anche a step, quindi se voi pensate alla divisione di 1,7 milioni anche in 4 step, e pensate che 1,7 milioni in 4 step sono 400.000 euro l'uno, e hai un momento storico, noi in Veneto abbiamo 5 delle 10 piste di interesse nazionale che lo attraversano, quella del Sole, quella del Vento, quello del Garda, quella dell'Adriatico e quella mi pare che viene Trieste, Lignano, Venezia, che sono le 5 delle 10 ciclovie di interesse nazionale. Quelle le finanzia il Ministero, la finanzia una serie di filoni comunitari che ci sono, e non vedono enti locali o l'ente regionale mettere risorse proprie, che è una grande fortuna per il nostro territorio, perché siamo in questo circuito di 5 delle 10 piste di interesse nazionale del MIT. Per cui io penso che in un momento come questo, dove noi con i colleghi vediamo in aula anche nel piano
triennale delle opere pubbliche, che pur nella carenza di risorse, lo stralcio di turno della Treviso-Ostiglia, no Marco Erica, vengono finanziati 3-4 stralci della Treviso-Ostiglia, 2-3 di qui, 2-3 di lì, pensiamo che una realtà che sia sotto i 2 milioni, divisa anche in 4 stralci, quando vede un comune come quello di Chioggia da una parte, la regione dall'altra, i fondi comunitari, una serie di filoni di finanziamento sul turismo lento, io penso che per la sesta città del Veneto e per la regione Veneto sognare anche di farla in 10 anni con uno step ogni 2 anni e mezzo vorrebbe dire trovare 200.000 euro all'anno in un momento che per le ciclovie ci sono tante risorse e tante ricchezze. E guardate, l'importante è cominciare, perché noi abbiamo un esempio positivo, la ciclovia del Brenta, che era anni che se ne discuteva, non era mai approdata in Consiglio regionale, nonostante le conferenze dei sindaci, tutti ne discutevano. Siamo riusciti con i colleghi a farla approdare in Consiglio regionale con l'ordine del giorno allegato al piano triennale delle opere pubbliche. L'anno successivo la conferenza dei sindaci ha avuto 100.000 euro e la conferenza dei sindaci ha dedicato questi soldi per rendere una ciclovia complessa, fatta di espropri, lunga, per rendere quel progetto attuativo, perché evidentemente andava un po' rimodernizzato, fatto un refresh di come era stato a suo tempo. Quindi vedete che quando un progetto c'è la volontà e lo presenti, dopo c'è anche il modo di tentare di portarlo avanti. Io credo che Chioggia ha la fortuna di avere 3 consiglieri regionali, magari che sono capitati in un momento che non è ottimale, perché prima abbiamo avuto la pandemia, dopo abbiamo avuto la guerra, ci mancava l'invasione delle cavallette e dopo era una legislatura perfetta. Però nonostante ciò penso che, tentando di accendere i riflettori e portando un po' di attenzione, ognuno nella sua parte, ognuno nei suoi ruoli, penso che questa partita, come Chioggia, con la rappresentanza che abbiamo e con l'aiuto anche di tutte le sfaccettature politiche che dopo hanno una proiezione anche a livello amministrativo locale, può essere una partita che si ha l'ambizione di giocare, perché i filoni di finanziamento, Leo, sono infiniti e parliamo di cifre modeste e che possono essere date a step. Dopo, Davide, sui costi, sui... Allora, diciamo, per quanti costi, come ho già ribadito prima, sono prezzi diciamo, presi dai preziari ufficiali, preziario Regione Veneto 2023, e quindi questo è il metodo che si calcola solitamente per le opere pubbliche. Volevo dire una cosa: punto di forza di questo progetto è che praticamente ricade esclusivamente su area demaniale, cioè ricadendo su area demaniale non dà le problematiche che solitamente si hanno nel momento in cui sono necessari degli espropri che comportano perdite di tempo, sprechi di denaro, eccetera. Ma trattandosi su area demaniale gestita da Ferrovie dello Stato, ANAS e Genio Civile per quanto riguarda l'attraversamento di fiumi, diciamo che questo problema è completamente inesistente, e questo è secondo noi un punto di forza, oltre al fatto che il costo complessivo è alto ma non è esagerato, e oltre appunto, come già detto, che diciamo l'opera può essere divisa in 5 step, per cui a seconda delle esigenze, a seconda delle disponibilità, non è necessario realizzarla completamente, ma può essere appunto fatta per stralci. Mi sembra che il presidente di Cavanella voleva fare un intervento, giusto? Sì. Se ti presenti per il comunicato. Buongiorno a tutti, Maurizio Bergo, presidente del comitato civico Cavanella Cavana, che è un'altra piccola località sempre del comune di Chioggia, ma fa parte del territorio, diciamo così, della campagna, un po' sconosciuta, e qualche ciclista sentivo ha già visitato. Io mi sono agganciato, prima di tutto ringrazio anche tutti voi come consiglieri, e spero che siete in 3 e riuscite a portare a casa qualcosa. Ma detto questo, io mi sono agganciato al comitato, diciamo così, di frazione di Sant'Anna, perché ci credo veramente a questo progetto. Pensate che la mia località dove abitiamo siamo 350 abitanti, non siamo in tanti. È un paesino che un po' alla volta sta morendo proprio perché non c'è più attività. Tutti scappano via, tutti vanno nei centri grossi. E l'unica speranza è proprio una ciclabile. Ma non solo ciclabile, perché io vado poco in bicicletta, vado più in canoa che in bicicletta, ma
una speranza anche per le persone che vogliono camminare e andare avanti e avere un senso di libertà che, nonostante siamo in campagna, perché è una zona di campagna, anche se è sotto il comune di Chioggia, siamo nella periferia, ma siamo in una zona che, per carità, di campagna, bella aria, un bel sole, pieno di acqua, ma siamo imbrigliati in una realtà dove c'è la Romea, la ferrovia, i canali, dove la gente non si può muovere perché manca infrastrutture. Incredibile ma vero. Io sto scritto, vado in canoa perché avevo questi spazi acqui e andavo in canoa per scoprire territori. Però, a parte questa cosa qua mia personale, ma io sento l'esigenza, e ringrazio voi che avete fatto questa cosa, che anche le persone più comuni, più semplici, che non hanno né la bicicletta, non hanno né motorini, non hanno né macchina, ma solo il fatto di camminare, avere un ponte, attraversare un canale o avere una stradina o una ciclabile, voi non sapete quanta grazia di Dio sia questo. Per cui vi invito tutti e tre a portare avanti questo progetto, perché è un progetto veramente favoloso, ma non solo perché dà la possibilità di una libertà ampia per le persone, prima si parlava anche delle persone che hanno difficoltà motorie, ma sapete quanto bello è camminare e si ritorna anche a questo e vivere in una realtà come questa tra Sant'Anna, tra Adige e Brenta, ancora diciamo così poco conosciuta, ma stupenda. Allora io vi invito proprio di cuore, andate avanti su questo progetto e portatelo avanti. Se non lo portate avanti voi, che siete in tre, che andate d'accordo, almeno spero, noi siamo a carità. Ecco, grazie di tutto. Grazie. Se non ci sono altri interventi, credo che per la gioia del dottor Valente, che la conferenza stampa è chiusa, chiedo magari a chi ha fatto l'intervento per rilasciare dopo l'intervista per la TV. Dottor Valente, l'intervista quella ci lascia il tempo. Okay. Grazie a tutti.